Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Siamo ritornati, è ritornato il calcio di questo campionato, del campionato di eccellenza che parte con la prima giornata per il girone di ritorno, quindi speriamo che adesso tutto possa continuare e andare nel migliore modo. Vediamo subito le due formazioni che sono già schierate a centrocampo e allora la Liventina porta questi 11, il Lorello, Fin, Pasian, Salamon, Gosce, Granzotto, Tesolat, Serafin, Berardi, Matash, Dordit. In panchina con il signor Bodo troviamo Nichele, Dalcol, Sané, Barro, Crescente, Paccagnan, Cotali, Sané, Malamin e Mattia Tagliapietra. Risponde dal canto suo la formazione di casa, il Eclisse Careni Pievigina con Della Colletta, Basso, Floris, Tomasi, Demin, Mognon, Dalla Vedova, De Faveri, Ianco, De Zotti e Sakayeva. In panchina con il signor Stefano Della Libera troviamo Casagrande, Longo, Moretti, Diomandè, Riva, Casagrande Angelo, Band, Tonon e Sané Adamà. È tutto pronto qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo per ricominciare il calcio ed è una bella cosa, insomma, è una bella cosa ritornare a parlare di calcio, è una bella cosa ritornare a commentare naturalmente queste partite del campionato di eccellenza per quanto riguarda la gara che prende il via adesso. È una partita interessante, almeno lo speriamo. No, perde qua. È una partita interessante, speriamo naturalmente che si possa vedere del buon calcio. Ritorna, vi dicevo, dal 19 dicembre il calcio giocato, a qualcuno è andato bene, a qualcuno non è piaciuta questa pausa, non è piaciuta a nessuno a dire il vero questa pausa, insomma, per Covid. È andata bene a diverse squadre che hanno potuto respirare, che hanno potuto rimettere in campo e rimettere in gioco diversi giocatori che per il Covid si erano fermati, si erano bloccati, a prescindere anche dalle posizioni e attenzione perché spinge la formazione ospite della Liventina in maglia e c'è la prima occasione di gol con il numero 11 che va a centrare un bel cross per Berardi, il cui colpo di testa però è fiacco e quindi termina tranquillamente tra le braccia del portiere di casa. Però è la prima occasione, diciamo, che si prospetta sui piedi, in questo caso sulla testa di Berardi. Per quanto riguarda, attenzione, viene in avanti ancora la formazione di casa, viene bloccata sulla ripartenza, prova dalla parte opposta a metterci del suo la formazione di Motta di Livenza, con una Liventina che è partita bene perché ha trovato già la prima occasione per la gara. Partita che, vi dicevo, ha una sua importanza, insomma, si ritorna in campo. Brutto lo stop di Basso, stavo scorrendo così adesso con un po' più di tranquillità la formazione messa in campo da Stefano Della Bella, ha aggiunto, Sakayeva lo avevamo già visto prima dello stop, quindi ritorna in campo dal primo minuto Thomas Dalla Vedova. Questo è stato un recupero per la formazione appunto di Pieve di Soligo, perché Thomas si era fatto male durante la prima parte del campionato e aveva lasciato i suoi appunto con qualche problemino in mezzo al campo. Mancando questo tipo di giocatore, la formazione di Stefano Della Bella si era trovata in difficoltà. Adesso vedremo se ha sistemato e se è riuscito a sistemare un po' di cose il tecnico pievigino. Cerca la sventagliata Capitan Mognon dalla parte opposta, blocca tutto la Liventina, che oggi gioca con questa maglia arancione allo stile olandese, completamente arancione, e quindi prova a ripartire. Buona l'uscita di Della Colletta che anticipa ancora una volta Dordit, che aveva cercato, anzi era Dordit che aveva cercato di
pescare il pallone per provare poi un cross dalla parte opposta, prova a ripartire, ecco il metronomo Dalla Vedova che cerca di far viaggiare, ci riesce anche, c'è il fallo di De Zotti che si schianta contro un difensore della formazione ospite, il rinvio lungo di Lorello che ancora va a pescare Dordit che cerca di girarsi beffando la copertura di Capitan Mognon, non ci riesce, Mognon controlla, 3 minuti e 35 secondi di gioco, sempre sul risultato di 0-0, una palla buona per sbloccare subito l'occasione, la partita l'ha avuta la Liventina con un colpo di testa di Berardi, troppo centrale, troppo fiacco, troppo debole per impensierire anche Della Colletta. Prova a ripartire la formazione di casa con Mognon che guarda i suoi, poi prova il taglio lungo, è buono il colpo di testa di Janko che lo avevamo lasciato pieno di forma, lo avevamo lasciato con grande spolvero e soprattutto con grande facilità nel trovare la porta. Vediamo se è rimasta questa facilità, se lo augurano un po' tutti qui a Pieve perché è una delle punte che quest'anno sicuramente ha fatto meglio, anche se guardiamo nel computo totale del campionato di questo girone di eccellenza. Palla che termina fuori sul tentativo di ripartire da parte della Liventina, palla che viene rigiocata con le mani in ginocchio nella sua posizione classica. Il tecnico di casa Stefano Della Bella è inginocchiato per guardare proprio a livello campo i suoi, e poi dall'altra parte invece Bodo molto più tranquillo sta passeggiando davanti alla propria panchina. Viene in avanti ancora Basso che prova a trova anche Dalla Vedova la palla filtrante, non passa, e allora può ripartire Dordit che prova a trovare il pallone, lo trova con qualche difficoltà, lo tiene Basso però lo lascia andare, poi arriva a rompere tutto, a rompere la trama di gioco Capitan Mognon che non perde una palla, e quindi la palla adesso viene a salvare anche il possibile calcio d'angolo. È soltanto rimessa in gioco con le mani per quanto riguarda la partita e per quanto riguarda questo gioco che ora vede portare con le mani la palla in area, rimessa lunga, la controlla di petto, poi la fa girare, poi c'è il fallo da parte del numero 7 Daniele Tesolat che spinge da tergo il giocatore di casa, e quindi l'arbitro, il signor Lena della sezione di Treviso, si vede costretto a fischiare a favore della formazione di casa che prova a ripartire dalla parte sinistra del campo. Buono il taglio in verticale per Tomasi che prova ad andarsene, ancora Tomasi sempre sulla fascia, poi si gira bene con il colpo di tacco tentato da Janko che però non va a buon compimento. Poi c'è il fallo in azione difensiva, bloccata la ripartenza della Liventina sulla linea di metacampo. Allora ci prova Granzotto a rimettere tutto in ordine cercando di far muovere i suoi, ancora per giocare su gauche, dietro a controllare il campo Pasian, adesso sulla fascia sinistra, poi trova Dordit ancora che si propone, cerca di andarsene alla marcatura di Basso, ci stava riuscendo, poi il tocco dello stesso Basso favorisce una rimessa in gioco con le mani da parte della Liventina. Colpo di testa di Basso, poi De Zotti 2 volte per metterla a terra, Janko il colpo di testa, il colpo di tacco volante, sembrava un numero alla Ibrahimovic, questo il classico colpo dello scorpione come viene chiamato, e quindi Janko ha provato una situazione che stava per andare a buon fine, poi la palla viene riconquistata dalla Liventina che è costretta dal buon pressing alto della formazione di casa a trovare spazio sulle retrovie, con Gauche che alza la testa, cerca la posizione, viene a prendersi palla Matas Alvarez che la gira ancora sulla fascia destra del campo dove Finn prova a spingere, prova ad andarsene ancora con Salamon, la palla è buona dentro ma c'è ancora ottima guardia di Mognon, ma qui c'è il fallo da parte della retroguardia pievigina, il fallo commesso mi pare da Tomasi che mette a terra il giocatore della formazione di Motta di Livenza, e allora si riprenderà a giocare con una punizione per gli arancioni che
provano a spingere sull'acceleratore. Buon inizio di gara da parte di ambedue le formazioni, che stanno giocando a viso aperto, insomma a volto scoperto, cercano entrambe di provare la risoluzione. Ci ha provato, è andato più vicino sicuramente la compagine ospite, con Berardi il cui colpo di testa poi è finito innocuo tra le braccia della Coletta. E adesso la punizione con Gosce che la mette dentro. Il colpo di testa era anche buono, questo giro di Dordit, sempre mi pare, con la punizione di Gosce e poi il colpo di testa di Dordit, che all'8° minuto di gioco finisce fuori di non molto, però senza problemi, l'occhiata della Coletta al secondo palo, lo lascia scorrere tranquillamente il pallone. Della Coletta con i piedi prova a far muovere Mognon in avanti, sventagliata lunga, anticipata dal capitano opposto della Liventina. Viene a prendersi palla ancora Matas, che allora gira sulla fascia destra del campo cercando Fin, poi il capitano Salamon ancora indietro, Gosce per Pasian, ancora Matas, prova a mettersi in proprio, va da solo, e allora eccolo Salamon sulla fascia destra del campo. Matas tutto dalla parte opposta, un po' la sua specialità, la specialità della casa. In effetti ha girato sempre dalla parte opposta, con Finn che questa volta spreca questo pallone, e allora Della Coletta con il rinvio lungo con i piedi per trovare i due davanti, che sono Janko e Sakajeva. Entrambi vengono però fermati dalla difesa a 4, a 5 in questo caso, 5 uomini nel reparto difensivo. Basso che sbaglia il tocco di testa, poi si lascia superare da Dordit, attenzione, l'arbitro era vicinissimo, ha visto che Dordit si è lasciato andare, però Basso non può commettere queste ingenuità, doveva colpire di testa, non c'è riuscito, e poi anche in seconda battuta gambe un po' troppo larghe, aperte per il passaggio della palla, quasi una beffa, insomma stava per compiere Dordit ai danni del difensore Pievigino. Viene in avanti ancora la formazione ospite, che sta giocando decisamente meglio in questo frangente della formazione di casa. Fermato Berardi, e allora c'è Matas Alvarez sul pallone, classe 92, uno degli uomini esperti della formazione, che però sbaglia tutto. Voleva servire Fin come di consuetudine, ne approfitta e ha capito tutto il gioco la formazione di casa, che viene in avanti adesso con Basso che spinge oltre la metà campo. Basso che mette questo buon pallone, vediamo, si proietta sulla sfera Sakajeva, il primo tiro viene deviato, il secondo anche, ed è il primo calcio d'angolo per la formazione di casa, ed è una buona azione questa, con Basso, una bella sventagliata, tagliato il campo dalla destra alla sinistra, poi Sakajeva è andato al tiro una volta, e poi il secondo tiro di un altro giocatore della formazione di casa è terminato deviato ed è andato in calcio d'angolo, è andato a prendersi il calcio d'angolo per la compagine della Bella. Niente da fare, sprecata però questa occasione, con De Zotti che ha messo lungo questo pallone cercando la testa di Mognon. È buono il tiro, poi prende una brutta piega il tiro dalla Vedova, che è andato al tiro dai 25-28 metri circa, poi cercava la deviazione che non c'è stata, e allora nulla di fatto per la compagine di casa, che spreca tutto e può permettere di far ripartire la compagine di Bodo, che sta provando naturalmente a colpire con buone trame di gioco viste fin qui. Dietro per Gosce, poi Matas, abbiamo capito che quindi Matas scende a prendersi questi palloni per levarsi anche dalla marcatura a mezzo campo. Eccolo qui che viene a riprendersi il pallone proprio all'altezza della mediana del campo. Brutto il pallone, Dordit lo lascia andare e non si accorge che c'era Basso in anticipo, palla conquistata da Sakajeva ancora tutto dalla parte opposta per Tomasi che sventaglia, viene dentro molto bene, attenzione, buona questa azione con l'aiuto di
Ianco, il tentativo di mettere dentro questo pallone ancora con ottima occasione, questa volta non è riuscito De Zotti alla deviazione in mezzo all'area e quindi niente da fare. Niente da fare per la compagine di casa. Al 12° minuto di gioco si avvicina alla porta e alla rete difesa dal giocatore Lorello, Alessandro Lorello, classe 87, altro veterano appunto della compagine di Bodo, che ha scelto sì, come di costume, ha scelto sì di affidarsi ai bravi giovani, ai buoni giovani della Liventina, però ha scelto e ha voluto anche un paio di giocatori, forse qualcuno in più di esperienza, perché potessero pilotare, potessero tenere un po', a fare da chioccia un po' con i giovani. Viene in avanti ancora la Liventina, cerca di andarsene, ci riesce anche sulla parte opposta con Salamon che va su Fin, che viene chiamato a spingere ancora con Tesolat. Matash che rientra, Matash che prova il pallone tagliante in mezzo, niente da fare, pallone che viene gettato fuori dall'area il più lontano possibile con il colpo di testa di Dalla Vedova. Ianco che perde lo scontro con Pasian e allora tutto fermo, perché ne approfitta Gosce ad andare dal suo portiere Lorello, che va dalla parte opposta per Fin, che serve subito Salamon, che velocizza la ripresa. Granzotto in mezzo al campo, ancora con qualche difficoltà sulla fascia destra del campo, con sempre Salamon che prova il lancio lungo, la verticalizzazione non riuscita questa volta, e allora ci prova dalla parte opposta ancora la compagine di casa. In avanti, buono Dalla Vedova che alla cieca butta questo pallone, poi lo sbaglia Pasian e ne approfitta allora Basso, che si era fermato in precedenza, con Dordit che lascia correre la palla e il pallone che comunque arriva pericolosamente dalle parti. Attenzione Dordit, che aveva visto che Della Colletta era fuori dai pali completamente, tra l'altro Della Colletta anche correva a spalle girate, non guardava il possessore del pallone, è stato un rischio grossissimo. Dordit non ha avuto la facoltà e la capacità di provare il pallonetto, sarebbe stato il gol della domenica sicuramente, peccato per lui perché non c'è riuscito, e ben venga e buone notizie per la compagine di casa, per Della Colletta, che si è salvato al 15° minuto di gioco. Sakayeva davanti a Gosce piano piano prova a ripartire con Pasian, ancora Matash che scende bene, lascia delle buone giocate e come di consuetudine va sulla fascia destra del campo, ormai lo sappiamo a memoria. Tesolat, poi Granzotto che va al tiro, ed è una bellissima occasione questo di Tesolat, di Granzotto che tira e deviazione che va sulla traversa. È una ottima occasione, primo calcio d'angolo per la formazione della Liventina. 1-1 il computo dei calcio d'angoli finora battuti, e allora alza il braccio per chiamare lo schema, si muovono un po' tutti, primo palo, lascia andare dentro, può ripartire la formazione di casa e c'è il fallo su ripartenza dovuto, insomma, fallo da tergo di Granzotto, l'autore del tiro prima dai 25 metri sicuramente, che ha provato a beffare, con cui ha provato a beffare Della Colletta. Della Colletta ci ha messo il guantone, il tocco è bastato per far andare il pallone sulla traversa, palla che poi è terminata in angolo, quindi l'ultimo è diverso il racconto, perché l'ultimo a toccarlo è stato appunto il portiere, altrimenti non sarebbe stato calcio d'angolo. E allora rinvio lungo per Lorello dalla parte opposta, prova a stringere i tempi anche la formazione della
sì, di casa, con Janko che stava rientrando dal fuorigioco, è venuto a prendersi il pallone. Avevano già le mani alte sia Gosches che Granzotto, perché avevano visto quello che intendeva fare Janko, che è un po' bloccato lì davanti tra lui e Sakayeva. Hanno avuto, dobbiamo essere sinceri, hanno avuto pochissime palle fino a questo momento da giocare e da sfruttare. Gosce ancora per la Liventina, viene su Pasian che verticalizza in avanti per Berardi, che cerca di girarsi. Qui c'era forse una gamba tesa da entrambi, però allora l'arbitro lascia correre, può metterla a terra De Zotti che perde troppo tempo in mezzo al campo. Bisogna essere un pochino più veloci, cercare il controllo, oppure una giocata di prima per far viaggiare a destra o a sinistra un proprio compagno. Demin che prova a ragionare in avanti con Janko che voleva far correre sulla fascia Sakayeva, non ci riesce. I due ancora hanno avuto un po' di tempo, insomma hanno avuto un mesetto e mezzo per affinare l'intesa. Per il momento abbiamo visto pochi scambi tra i due, dobbiamo essere sinceri. In avanti ancora la formazione ospite, subisce il fallo con Demin che non si fa pregare, mette a terra il giocatore ospite e quindi la Liventina può ripartire con un calcio di punizione, che va ad essere giocato dalla compagine ospite, che adesso trova un po' più di difficoltà nell'impostare la verticalizzazione. Si è chiusa molto bene la compagine di D'Agostin, Della Bella, scusatemi. Dordit cerca di muoversi, però viene bloccato in ripartenza. Era riuscito a scappare via a Basso, che ha qualche difficoltà a contenere quest'uomo. Dovrà farne i conti Della Bella. Dordit davanti a lui Basso proprio, vediamo, e ancora una volta alla meglio Dordit mette dentro il pallone, guadagna un calcio d'angolo. Vediamo se è calcio d'angolo oppure se è uscito lateralmente. No, mi pare calcio d'angolo, ed è il secondo calcio d'angolo per la formazione ospite, con qualche difficoltà, vi dicevo, per la marcatura di Basso su Dordit, quindi qualche cosina bisognerà apportare. Ancora a braccio alto per lo schema, si muovono tutti in mezzo all'area, secondo palo questa volta, però facile la presa di Della Colletta che prova a far ripartire, riesce a far ripartire i suoi sulla linea mediana del campo, viene a prendersi la palla, quantomeno aveva fatto la finta per venirsela a prendere sia Sakayeva che Janko, con De Zotti dalla Vedova. Il tentativo di palleggio ancora, era buona l'idea però non è riuscito lo scambio tra De Zotti e Dalla Vedova, o meglio De Zotti ci è riuscito a dare il pallone a Dalla Vedova si era trovata un pochino troppo alta, qualche difficoltà per lui. De Zotti che la mette a terra, anzi la prolunga di testa, e non è una bella scelta. Palla in avanti ancora per cercare Dordit, e non so se mi ha ascoltato Della Bella, ma vedo in marcatura su Dordit. Ah no, ma Dordit è qui davanti, quindi nulla di fatto, rimane tutto così. Però mi pare che Mognon stia giocando un pochino più da centrale sulla destra in aiuto a Basso, un pochino più stretti, proprio per il fatto che ha capito Della Bella che c'è qualche difficoltà, anche la statura per Basso rispetto a Dordit, con qualche difficoltà nella marcatura. Il ritorno di palla ancora su Basso, che poi va tutto indietro a trovare Della Colletta, in avanti per Demin sulla fascia sinistra del campo, aspetta l'arrivo del capitano Mognon che alza la testa, non vede nessuno dei suoi, poi trova Della Vedova in mezzo alle linee. È molto buona questa palla, la fa viaggiare su Janko che si gira, riesce a ridare palla Della Vedova, ancora un pochino in difficoltà, il pallone non riesce a passare il cross e allora Gosce viene fuori con due colpi di testa un po'. Eccolo il duello tra Dordit e Basso, vedete che c'ha qualche difficoltà Basso nel fermare la ripartenza di Dordit. Adesso ha dovuto commettere fallo perché altrimenti Dordit se ne sarebbe andato. Sta cercando spiegazione, ma un po', secondo me, per perdere un po' tempo per far posizionare i suoi.
palla che è stata già fatta viaggiare dalla formazione di Bodo con Gauche che l'ha ceduta a Salamon, che cambia tutto dalla parte destra del campo, con Finn ancora che viene in avanti, la mette lunga, buona, però ancora torna indietro il pallone, si rigioca lì sulla fascia destra del campo con una Liventina che perde il pallone. Può approfittarne la squadra in maglia bianca completa, cioè la formazione di casa. Janko che va a spingere sul suo diretto avversario, stava per guadagnare la palla, poi la palla invece viene toccata dallo stesso Janko, che ancora una volta lotta dura contro il suo marcatore. Un altro bel duello questo tra Janko e il numero 3 Pasian, mi pare in questo caso, che ha tenuto lì il giocatore di casa. Gauche, Pasian, ancora riparte sulla fascia, Mathias che viene indietro, ma vedete adesso come è più difficile Lorello che si cimenta in un dribbling in mezzo all'area. Il rinvio lungo poi per non aver paura. Adesso forse c'era anche una spinta da parte di Dordita ai danni di Basso, l'arbitro lascia correre, si rigioca ancora con Pasian che scaraventa davanti, e allora ci pensa Mognon ad arrivare cercando il fallo laterale, palla che rimane però ancora tra le mani della compagine di casa, con Berardi che cercava di infilarsi, c'era anche riuscito. Berardi si fa anticipare da Basso che gli mette il pallone in calcio d'angolo, ed è il terzo calcio d'angolo per la formazione ospite di Bodo, che sta giocando a viso aperto, venuta qui a giocarsi la sua partita senza problemi, senza patemi d'animo. Tesolat sul pallone, è lui che la batte, in effetti secondo palo questa volta, cercava la mezza rovesciata Mathias ma non c'è riuscito, anzi era Gauche. Poi la ripartenza da parte della formazione di casa viene ostacolata, c'è la prima ammonizione, ho visto mettere ammonito, c'è il primo ammonito della gara per quanto riguarda la compagine ospite. Sì, è Berardi, ammonito Berardi, che finisce sul taccuino del signor Lorenzo Lena della sezione di Treviso, che si è visto costretto a bloccare questa ripartenza. In effetti c'era stato il fallo da parte dell'11 di casa, dell'11 ospite. Mognon, De Zotti, duro Pasian, fortunatamente De Zotti schiva il colpo, poi dalla vedova ha cercato il traversone in mezzo, adesso si tiene un po' la caviglia De Zotti, c'è l'arbitro che va a richiamare il giocatore che era in uscita prima su De Zotti. Ha visto in effetti un po' violento questo take-all, chiede scusa adesso, mentre De Zotti ha qualcosa da dire all'arbitro, ma ormai fischiato è stato fischiato. Pallone per De Zotti che ha difficoltà a metterla a terra, poi in qualche maniera si muove bene in mezzo all'area, allora viene in avanti ancora la formazione di casa con Sakayeva che esce dall'area. Sakayeva ancora gioca sulla linea, Sakayeva vede, stava cercando di servire Floris, non è riuscito il passaggio in lungolinea, e allora si può giocare adesso con le mani da parte della formazione ospite. Viene in avanti Berardi a pescare lungo, nulla di fatto. Della Colletta, Mognon, tutto dalla parte opposta, ancora Mognon in mezzo al campo, cerca l'impostazione, non trova il movimento, si fa vedere e la perde. Attenzione, si è fermato poi anche Mognon, non è da lui. Fortunatamente ha chiesto scusa, però ha avuto un attimo di scoramento perché ha sbagliato questa palla veramente incredibile, e poi è rimasto fermo per una frazione di secondo, però era quel poco che poteva costare caro veramente alla retroguardia di casa. Fortunatamente non è stato così. Si è fermato perché non ha trovato nessuno. Il colpo di testa ancora, si può giocare, butta in avanti il pallone
palla che termina proprio all'interno della panchina di casa di Stefano Della Bella, che non vediamo in questo momento. Mognon alza la testa ancora, cerca e chiama il movimento dei suoi davanti, però con qualche difficoltà. Dordit, ancora Mognon in fase difensiva. Mognon, puoi essere tranquillo e sicuro. Pallone per Pasian, che con le mani cercava Matias, ma la lascia andare, poi si gira bene Berardi. Berardi 1-2, Berardi ancora, tutto libero dalla parte opposta. Berardi è stato un po' egoista, aveva l'uomo sulla fascia sinistra del campo, sulla fascia destra del campo che se ne andava, non lo ha servito. Adesso c'è il fuorigioco. Fallo? Fallo prima. Ah sì, fallo prima, fischiato là, però il guardialine aveva alzato la bandierina perché sarebbe stato fuori gioco. L'arbitro però ha anticipato tutto perché c'era il fallo visto sulla metà campo. Adesso si discute di 2 metri tra Berardi e Demin, e allora Demin la batte proprio su Mognon. Mognon ancora la sventagliata a trovare Basso, che questa volta riesce in qualche maniera a tentare di tenere questo pallone alto. In anticipo Pasian lo mette in fallo laterale, partita che è sullo 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, una partita che, come vi dicevo e come vi stiamo raccontando fin dai primi minuti, giocata a viso aperto, forse anche in velocità. Speriamo che naturalmente le due squadre, è buono il colpo di testa di Sakayeva, però anche in questo caso un colpo di testa senza grossi problemi, non preoccupa Lorello con estrema facilità para. E tutto questo è successo al 29esimo minuto di gioco, un'altra occasione quindi per una delle due compagini. Siamo quasi alla mezz'ora di questa gara che è ferma sullo 0-0, una partita che potrebbe cambiare soltanto se una delle due squadre andasse alla realizzazione, e allora chiaramente anche per quanto riguarda la classifica, è una classifica che piange un pochino per l'Eclisse Carini Pivigina, che si trova al terzultimo posto con 10 punti, mentre la compagine della Liventina ne ha 14 in più, ovvero 24, e si trova, possiamo dire tranquillamente, diciamo insomma senza grossi problemi, in mezzo alla classifica, e quindi c'ha tutto il tempo e c'ha tutta la voglia per provare a giocarsi questa gara. 5 punti dalla vetta. Sì, in effetti 5 punti dalla vetta, formazione che ha sorpreso un pochino. Attenzione che lì c'è il Lia Piave che ne ha 25 di punti, c'è il Treviso che ne ha 26, un Treviso che tutti dicono sia la formazione forse da sorprendere e da temere più di tutti in questo ricominciare di campionato, anche perché ha cambiato qualche cosina di particolare, ha stretto i ponti, e quindi insomma Treviso che potrà dire la sua. Poi c'è il Porto Mansuè, 27 punti, dovrà vedere se ha cancellato la delusione di aver perso la sfida di Coppa contro il Montecchio, una sfida di Coppa che in rimonta ha visto il Montecchio battere il Porto Mansuè appunto per 3-1. Il San Donà veleggia a 28 punti alla seconda posizione, e il Portogruaro ne ha 29 con un punto di vantaggio appunto su San Donà e 2 punti su Porto Mansuè, 3 sul Treviso. Capite che il campionato è tutt'altro che chiuso, non ha trovato nessuna compagine che ha ammazzato, per così dire, il torneo, quindi è tutto aperto, e quindi sarà veramente un girone di ritorno molto molto interessante, Covid a parte, perché auguriamoci che insomma questa maledetta pandemia possa al più presto finire e stopparsi definitivamente. Dalla parte opposta Perfin gioca ancora la formazione ospite.
taglia subito in avanti in verticale, chiama il pallone della Colletta, era un po' indeciso se gliel'avrebbe lasciato Floris, poi è andato indietro e ha chiamato ulteriormente il pallone, palla che è terminata agevolmente tra le braccia del portiere di casa. Si muove Tomasi che cerca di far giostrare dalla parte opposta ancora Floris, che è costretto ad andare su Mognon su De Zotti che la mette a terra, Basso che è invitato a correre sulla fascia destra del campo. Era buono questo traversone di Basso, ha tentato il numero Sakayeva, fosse riuscito sarebbe stato veramente molto molto bello, molto apprezzato, e sarebbe stato da vedere dove sarebbe andata la sfera, chiaramente. Però buona l'intenzione e buona l'azione della compagine di casa. Tutto dalla parte opposta, ancora a pescare Dordit, che secondo me ha troppo spazio libero. Adesso arriva in seconda battuta un giocatore di casa, i due si sono scontrati piuttosto violentemente. Dalla Vedova, che non è che abbia un fisicone eccelso, è un mingherlino molto rapido che fa della velocità e della tecnica la sua peculiarità. In questo caso Dordit, un pochino più robusto di lui, si è fatto sentire, nonostante sia rimasto a terra anche lui, però si rialza adesso, nessuno dei due colpito in modo grave, e questo naturalmente ci rallegra e fa ripartire il pallone ancora su Dalla Vedova, che questa volta viene messo a terra, ma l'arbitro dice di proseguire perché c'è il vantaggio. Poi viene preso per il collo Sakayeva, adesso c'è l'ammonizione per per Pasian, eccolo qui, Pasian. Non so se si è visto anche dalle nostre immagini, ma presumo di no perché stavamo inquadrando l'altra fascia del campo. Si è avvicinato l'arbitro Lena di Treviso guardando Berardi, perché pensava fosse lui da ammonire. Berardi deve essersi sbiancato, perché poi invece Lena ha visto che non era il numero 9 ma era il numero 3 ed ha cambiato direzione, però deve aver vissuto qualche secondo di paura Berardi, perché Berardi è stato già ammonito. Se tirava fuori il cartellino giallo sarebbe stata la seconda ammonizione per lui e avrebbe dovuto lasciare il campo, e quindi questa è una curiosità che abbiamo visto dalla nostra postazione. Insomma, due uomini pronti alla battuta per l'Eclisse, con De Zotti che lascia, e poi Dalla Vedova che offre questo pallone, però è uno schema che meritava ben altro successo. Nulla di fatto, con pallone che vola e sorvola la traversa della porta difesa da Lorello. Tutto dalla parte opposta. Tutto dalla parte opposta, e allora nulla di fatto, può giocare ancora Sakayeva, che viene fermato. Gosce pronto al rinvio, De Zotti che la tocca appena, mette fuori uso anche Dalla Vedova, poi ritorna la compagine di casa, De Zotti che prova a lanciarsi ma viene fermato, toccato il pallone giustamente, non c'è il fallo, palla che è stata lasciata andare, il gioco anche, viene fermato il gioco perché De Zotti è rimasto a terra. Insomma, non è per criticare De Zotti, però da lì forse avrei, ormai tutti i varchi erano chiusi, avrei cercato di mettere a terra palla e di giocarla piuttosto che partire in velocità così. Era marcato anche abbastanza bene, c'è stato il tocco che la formazione della Liventina è riuscita a fare per bloccare la ripartenza della compagine di casa. Può rialzarsi, mi pare, il giocatore di casa
37esimo minuto di gioco con il risultato fermo ed inchiodato sullo 0-0. C'è stata qualche azione da una parte e dall'altra per quanto riguarda le due formazioni per sbloccare il risultato, però per il momento nulla di fatto e allora situazione ancora di parità, risultato ad occhiali come si dice, 0-0, palla che adesso dovrà essere battuta dalla compagine di casa, dall'11 della Bella, viene accompagnato fuori dai sanitari De Zotti, ma mi pare già in grado di camminare e di rientrare, lo farà subito chiedendo all'arbitro la possibilità di rientrare, vediamo se sarà così, però mi pare che ci sia qualche cosina da sistemare, una botta sicuramente per De Zotti e Della Bella manda a scaldarsi un uomo. Sì, però può rientrare, De Zotti può rientrare, ha chiesto permesso all'arbitro e quindi è rientrato, però intanto Della Bella non si è fatto pregare due volte, ha mandato a riscaldare con la scusa di andare a prendersi un pallone, ha mandato a riscaldarsi un giocatore della panchina. In avanti ancora la formazione di Bodo, con Finn sulla fascia destra del campo, ancora per cercare Tesolat che viene atterrato, viene messo a terra. Un momento un po' bruttino del match questo, si sta, come avevamo detto e come avevamo anticipato, la domanda era ce la potranno fare a tenere il ritmo che hanno tenuto fin dalle prime battute del match, perché sono partiti veramente a 1000 e adesso le due squadre stanno un attimino tirando il fiato, giustamente, insomma, vediamo che cosa succederà. Vediamo che cosa succederà con questa punizione che dalla fascia destra del campo cercheranno di mettere all'interno dell'area di rigore dove sono arrivati tutti i saltatori. Berardi, Dordit, Tegosce anche, insomma, palla che viene scaraventata in mezzo, il colpo di testa di Mognon, bravo a mettere fuori De Zotti che la tiene lì un po' troppo, con qualche problema, Dalla Vedova che non riesce a correggere di testa e allora Janko che prova a spingere, però ancora la Liventina che riparte con Dordit che si incunea in mezzo a due, ha ancora palla lui, Dordit arriva Dalla Vedova e lo mette a terra senza tanti problemi, senza tanti scrupoli, palla che termina a terra. L'arbitro vuole vicino a lui Berardi, mi pare, per spiegare qualche cosina, probabilmente c'è stata qualche protesta e allora Berardi aveva alzato un po' la voce, aveva detto qualcosa che non andava, l'arbitro ha pensato bene di richiamarlo. Buono fino adesso l'arbitraggio di Lorenzo Lena della sezione di Treviso, non ha avuto particolari problemi con le due contendenti, però ha fatto capire subito che l'uomo c'è, l'arbitro c'è e quindi non scherziamo tanto ragazzi, insomma si fischia e si va. Pallone ancora di Matas che la mette dentro, chiama il pallone, immaginiamo Della Colletta, è pronto al rinvio, però non trova nessuno pronto perché sia c'era solo Sakayeva sulla fascia a sinistra del campo e in mezzo c'era De Zotti, non si vede Janko che è stato spostato un attimino più sulla fascia destra del campo. Succede ogni tanto che si diano queste cambi di linea e di posizione, no? Adesso si sono cambiati Sakayeva e Janko, pallone buttato in avanti, ma proprio il caso di dire buttato via, con Dalla Vedova che riesce per sua fortuna a riconquistarlo e allora Basso che prova sulla fascia destra del campo, si gira De Zotti, trova 1-2 scambio però troppo e il tiro è buono, il tiro era buono di Dalla Vedova. Il tiro era buono di Dalla Vedova che lascia partire un siluro, un missile che stava per infilarsi all'angolino ed è stato bravo Lorello a mettere in angolo, veramente bravo Lorello
che toglie dal 7 un pallone insidiosissimo al 41esimo minuto di gioco, con la possibilità, questa è la possibilità più ghiotta che le due formazioni hanno avuto entrambe, insomma questo tiro di Della Vedova che stava per veramente insaccarsi all'angolino, sarebbe stato un altro gol della domenica, mette dentro ancora il pallone ed è ancora un intervento di Lorello a mettere in calcio d'angolo, è il terzo calcio d'angolo per la compagine di casa che prova a spingere adesso nel finale di gara, 3 minuti al riposo, con una Eclisse che si è svegliata dal torpore in cui era caduta per una ventina di minuti dopo aver iniziato bene, aver controllato altrettanto bene la compagine ospite, aver subito e poi aver riportato insomma il suo baricentro davanti. Guardate anche dov'è Mognon, che è completamente alto, aveva mandato al suo posto il numero 8 De Faveri, che è ritornato dietro, adesso va a prendersi la sua posizione. Può giocare Gaucher con Bodo che si alza dalla panchina, prova a chiamare i suoi. Pasian finito sul taccuino dell'arbitro, deve stare attento Pasian, così pure deve fare Berardi. Ancora Pasian, è un giovane, un 2003 Pasian, uno dei tanti giovani della cantera di Motta di Livenza. Dordit tiene palla e vedete come adesso in marcatura è andato Mognon. C'è il fallo, apre le braccia anche Bodo, come dire non capisco, gira su Demin il pallone. La ripresa di questo campionato di eccellenza, vi abbiamo detto all'inizio della nostra telecronaca, non si giocava dal 19 di dicembre, quindi un mese e mezzo per quanto riguarda lo stop. Se ne va Dordit con Basso in difficoltà, ancora doppiamente in difficoltà, rientra con Mognon, però Dordit sta facendo un po' quello che vuole sulla sua fascia di competenza, deve andare in raddoppio sempre Mognon, perché Basso ha difficoltà a fermare, a bloccare quest'uomo. Rinvio lungo di Della Colletta, viene a prendersi o a tentare di prendersi il pallone De Zotti, che poi subisce il fallo da Pergo, l'arbitro è lì, lascia correre e allora può andare in avanti. Attenzione perché si sono bloccati tutti quelli di Pieve, mentre Matas porta in avanti il pallone con Dordit, che allora sceglie di calmarsi un attimino, va dietro su Pasian. Gaucher, palla ancora, vediamo in avanti Ianco, ci arriva Gaucher con il piedone, mette fuori, forse c'era il fallo, l'arbitro lascia andare perché falli da una parte e dall'altra. Vediamo quanto è il minuto. Un minuto di recupero. L'arbitro in questo caso ha preferito non bloccare il gioco, ha visto che c'era stato il fallo da una parte e dall'altra, ha lasciato giocare, palla che è rimasta lì, poi insomma si è conclusa l'azione con un niente di fatto, quindi per nessuno dei due. Bravo Mognon in anticipo su Berardi, che tiene palla, gira dalla parte opposta a Matas per trovare Finn, ancora una spinta in avanti sempre sulla fascia destra del campo, torna indietro però è costretto a bloccarsi Tesolat, che va sull'1 contro 1, riesce a dare palla a Salamon che chiama ancora in avanti Pasian. Salamon, Tesolat gioca bene lì sulla mediana, la formazione della Liventina. Gaucher che deve stare attento Ianco con questi gesti, una bella tagliata di campo che non riesce però ad essere concretizzata. Buono il taglio di Salamon che cercava di andare a pescare Tesolat, palla che è terminata sul fondo, nulla di fatto. Dicevo, deve stare attento Ianco insomma per rispondere in quella maniera all'arbitro, l'ha mandato letteralmente a quel paese su un fallo che probabilmente c'era,
ma forse anche no, quindi diciamo che ci stava il lasciare andare a giocare dell'arbitro. Siamo 45esimo, 46esimo terminato, 0-0 il risultato dopo questo primo tempo, e allora ci risentiamo nel secondo tempo. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Entriamo in collegamento, un minuto di gioco qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, con la palla ancora tra i piedi della compagine ospite che è partita in questo secondo tempo subito in avanti. Vediamo se intende fare come nella prima frazione di gioco, impostare subito attenzione al tiro di Matas, che va da lontano senza nessun problema per Della Colletta, che si accascia a terra e prende il pallone senza difficoltà. 1 minuto e 41, 0-0 il risultato. Un primo tempo che è stato bello da vedere, combattuto. C'era un bel intervento. Questo non lo capisco, però. Tocco di mano, dici? C'era l'intervento in scivolo. Aia, Janko. Questo è il vecchio Janko negli anni passati, che ce l'avamo dimenticati. Effettivamente però qui qualcosa, insomma, Granzotto è andato in scivolata, l'intervento è stato anche piuttosto duretto, rude, e poi invece si pensava che la punizione fosse, forse, o se non fosse punizione la partita poteva continuare, invece l'arbitro ha fischiato fallo per la Liventina. No, vabbè, lasciamo stare. Finn che appoggia ancora sulla fascia destra di competenza, con Tesolat che viene in avanti tutto a girare il pallone, ancora Tesolat, questa volta c'era il fallo in gamba tesa. L'arbitro mi pare che la gamba tesa non la consideri proprio, che ho visto diversi falli, diverse gambe alzate, che ha lasciato correre. Sì, perfetto, lasciar correre, lasciar giocare, però in questo caso forse andrebbe un attimo fermato qualcuno. Ancora Tesolata dalla parte di Finn, che poi ci mette la testa, va a spingere dietro la Liventina, un po' di confusione in questo spicchio di campo dove intende giocare. Esce bene la formazione di casa, se ne va Janko, è anticipato da Gosce con la palla che viene gettata, e adesso sì, lo richiama soltanto Gosce, perché ha gettato via la palla, l'ha tenuta lì per non dare la possibilità di riprendere in fretta e in furia al giocatore di casa, e quindi 3 minuti e 40 sempre con il pallone che rimane questa volta ancora tra le mani della compagine di casa per la rimessa in gioco. Si fa giocare ancora con la palla fermata, De Faveri non riesce a girarsi, allora via il pallone lontano. Bello il colpo di testa di Berardi, che però si fa male anche. Attenzione, perché Berardi o ha preso un colpo nelle parti doloranti, molto doloranti, oppure si è allungata. No, fortunatamente è solo un colpo doloroso, ma è solo un colpo, non è uno stiramento, uno strappo, quindi bene per lui. In avanti ancora la formazione ospite, che prova ad uscire con una palla pescata su Berardi, che però di testa non riesce a far arrivare il pallone a Tesolat. Un po' di confusione in questo inizio di secondo tempo. C'è il fallo su Sakayeva, in anticipo Finn che non vede il pallone, vede solo la gamba, ed è ammonito Finn. 3 ammoniti nelle fila della Liventina, Finn, Pasian e Berardi. Un ammonito nelle fila del Careni, ovvero Janko. 4:57 da giocare, o meglio giocati, con il pallone che rimane lì fermo per la punizione che sarà battuta
da De Zotti oppure dal numero 7 dalla Vedova. Pallone che sarà scodellato in mezzo all'area, se ne incarica De Faveri che va a pescare ancora un uomo di Bodo, palla che tutti quanti lasciano, poi si complicano la vita i difensori della Liventina, la palla rimane ancora lì, la buttano dentro il pallone, c'è il giocatore, c'è ancora con Sakayeva che aveva offerto un pallone, Sakayeva per Dalla Vedova, e Dalla Vedova ha tirato, poi il pallone è andato in calcio d'angolo al 6° minuto del secondo tempo, tiro che poteva essere sicuramente nello specchio della porta, è andata male alla formazione di casa che batte il 4° calcio d'angolo, il pallone arriva in mezzo all'area, poi fuori tutto con il tentativo di De Faveri di metterlo a terra e di giocarlo di prima intenzione con un tiro dai 25-30 metri, palla che ha abbondantemente sorvolato la traversa di Lorello. Prova a muovere la formazione ospite il pallone da una parte all'altra del campo, ancora si gioca nella propria metacampo, nella propria area in questo caso, perché è Lorello che lo fa sistematicamente, esce dall'area e prova il rinvio lungo, bello tra l'altro, che va a pescare un giocatore della propria squadra, riesce ad avere la meglio sul colpo di testa, tra l'altro c'è un colpo di testa che poi mette a terra, sono fatti male entrambi i giocatori, è Basso che è rimasto però a terra. L'arbitro chiama l'intervento dei sanitari di casa perché Basso è a terra, intanto dalla panchina po' di uomini sia di Pieve sia di Motta di Livenza, quindi sia Liventina sia Eclisse Careni Pievegina mandano a scaldare le truppe per probabilmente i prossimi cambi che arriveranno in questo secondo tempo. È uno 0-0 che a questo punto possiamo dire va forse più bene alla Liventina, insomma rimane lì in mezzo al campionato, mentre dietro la situazione comincia a essere pesante, insomma, se non fai punti, perché anche se porti a casa un punto ti vai a posizionare a 11, non sappiamo che cosa stia facendo il Città di Caorle la Salute, però insomma stiamo giocando su queste partite, l'Union Pro che è dietro a 6 punti, facciamo finta di non curarcene. Ecco, perde il Città di Caorle con Treviso, quindi questo è un ottimo risultato per la formazione dell'Eclisse. Vi dicevo, il Montello poi chiude con 2 punti in fondo alla classifica, quindi anche un punto in questo caso potrebbe muovere la classifica per la compagine di casa. Insomma, chiaro che 3 sarebbero decisamente meglio. 11 punti. In avanti ancora, bloccato in mezzo, un po' di confusione, si sta giocando. Sakayeva è andato, l'arbitro lo lascia correre nonostante Sakayeva abbia chiamato l'arbitro perché il suo rinvio ha cocciato contro lo stinco del giocatore ospite che è rimasto a terra. Sakayeva se ne è avveduto subito e aveva chiamato l'arbitro perché fermasse il gioco, e Sakayeva è lì proprio, mentre anche dall'altra parte del campo ne approfitta per entrare De Faveri, che si era fatto curare in precedenza, anzi era, scusatemi, non De Faveri ma Basso, era rimasto Serafin per terra in questo scontro con Sakayeva, un calcione fortissimo per rinviare il pallone che aveva colpito il giocatore. Si muove ancora la formazione di casa, fa girare palla su Mognon che poi ritorna su Demin, lo accompagna Floris
e allora sceglie di andare ancora su Sakajeva. Floris questa volta, Sakajeva di corsa, viene a sostegno, 2 uomini su di lui, Sakajeva se ne va, il primo se ne va il primo, non protesta, giustamente, aveva preso il tunnel, fa rientrare Serafin, può ripartire la formazione ospite con il pallone che viene offerto sulla fascia sinistra del campo, in avanti tutta, trova nessuno, viene a prendersi il pallone, poi la scaraventa fuori con il tentativo da lunghissima distanza di Salamon, e allora può la ripartenza di Pieve colpire con Sakajeva che aveva cercato di trovare sulla fascia Janko, anticipato dal suo diretto avversario, poi giù fino in fondo, si fa una ventina di metri tutti di corsa il giocatore della Liventina, palla che però termina fuori, palla che forse era già terminata fuori perché non ha dato il fallo, non ha dato nulla, quindi lascia proseguire. Tutto in avanti ancora la formazione di casa che cerca di trovare il bandolo della matassa, indietro per Della Colletta. ...22 anni il portiere della formazione di casa, è un 2000. De Faveri, ancora Janko, che ha avuto pochissimi palloni sotto rete da sfruttare, da giocare, e si è visto poco in effetti. Mognon, tutto dalla parte opposta, sì, come da copione, va a spingere sulla fascia destra del campo, cerca di mettere dentro il pallone, la lasciano questa sfera pericolosamente, prima Gosce e poi Serafin. Terrore veramente negli occhi di Lorello, che ha pregato che nessuno della formazione di casa arrivasse a deviare questo pallone, perché sarebbe stato veramente un dramma per la compagine ospite. Quinto calcio d'angolo per l'Eclisse Careni Pievigina, che prova a spingere ancora sull'acceleratore, provando ad andare avanti, provando ad andare a trovare e a sbloccare il risultato. Pallone che rimane lì, ancora lo raccoglie, la palla era fuori? Sì. Fuori gioco quando il pallone è ritornato. In effetti il giocatore era al di là della linea difensiva della compagine di Motta di Livenza. Nulla di fatto, si riparte con lo 0-0, Lorello che va tranquillamente a sistemare anche le zolle che si sono alzate un po', fa un po' da giardiniere. Ne approfitta Bodo, lo sentiamo per dare qualche indicazione. De Faveri, De Zotti la mette davanti, Janko che va a commettere fallo, poi l'arbitro lascia stare. Vediamo cosa è successo, perché stavo guardando cosa era successo. C'è il ragazzo della Liventina che è stato, diciamo, schiacciato dal peso di Janko. Abbiamo sentito un urlo, non capiamo che cosa possa essere successo, si è posato, insomma è stato certamente non volontario questo fallo di Janko, che poi ha aiutato anche a bloccare il gioco. Anzi, c'è Janko e De Faveri e De Zotti che stanno guardando appunto cosa sta succedendo, mentre Bodo approfitta di questa pausa per dare consigli a 4 dei suoi giocatori, tra cui Dordit, che nel primo tempo ha seminato il panico sulla sua fascia di competenza, sta scambiando amichevolmente 2 parole anche con il guardialine, con il signor Riccardo Liotta della sezione di San Donà di Piave vicino sotto la tribuna. Dall'altra parte invece Nicolò Sprezzola della sezione di Mestre, arbitra l'incontro invece Lorenzo Lena della sezione di Treviso. La spalla per il giocatore, ecco perché c'è stato questo urlo di dolore, non lo vedo benissimo il giocatore
di Motta, non lo vedo molto bene perché sta uscendo con la borsa del ghiaccio sulla spalla, e non lo so se l'assistente De Martin abbia mandato a dire di chiamare l'ambulanza. Non lo so, perché il direttore generale Titonel si sta muovendo qui sulla tribuna dopo aver ricevuto il messaggio del suo dirigente dalla panchina. Intanto paura per la Liventina su questo pallone, e vediamo che il giocatore intanto, chi è? Il numero è il numero 6, è Granzotto che si sta facendo, è il capitano tra l'altro, che si sta facendo curare. Mi pare che sia intervenuto anche il sanitario del Di Pieve. Intanto Granzotto lascia il campo, sì, intanto Granzotto lascia il campo, poi speriamo per lui che non sia nulla di grave, quindi per la spalla. Fuori il 6, dentro il 15, quindi entra il numero 15 al minuto, e lo vediamo subito. Al minuto 16 del secondo tempo, dentro il numero 15 che è Riccardo Barro, classe 2000, al posto di Capitan Granzotto. Fascia che passa sul braccio di Gaucher. E allora la punizione per la compagine di casa, si è perso un pochino di tempo, 17 minuti di gioco, ci sarà qualcosa da recuperare, torna indietro il pallone su Demin. L'arbitro non aveva dato l'ok per giocare, adesso è buono, si può giocare. Floris ha perso l'occasione giusta e allora Floris la scaraventa in avanti, palla buttata via perché Gaucher di testa arriva molto bene, poi ne approfitta ancora Tomasi per spingere in avanti i suoi, viene fuori bene, molto bene Basso che spinge sulla fascia di competenza, mette dentro questo pallone, qualche difficoltà per la formazione ospite, cerca la rovesciata De Zotti, poi cerca di trovare uno spazio in mezzo all'area, Ianco non lo trova e allora la ripartenza dalla parte opposta con Dordit che viene rimontato prima da Mognon e poi da Demin che gli chiudono qualsiasi varco, e allora si riprende con le mani la rimessa in gioco per la formazione della Liventina, ancora con Tesolat che cede il pallone al numero 4 Salamon. Tesolat, palla che termina fuori, dolorante. Intanto in panchina vediamo Granzotto, la spalla sinistra, si è fatto male, gli è caduto male e in più gli è caduto sopra Ianco senza fare apposta. Dalla Vedova non riesce a prendere palla, poi c'è il fallo, Sakayeva spreca tutto dalla Vedova che ha voluto fare in velocità. Chiaramente bene fare in velocità, però quantomeno perfetto, quantomeno fai arrivare la palla al tuo compagno, cosa che non è successo invece. Strano perché insomma i piedi ce li ha dalla Vedova. E anzi adesso la formazione di casa perde un pallone nella propria area quasi di rigore, mentre stiamo vedendo che Alessandro Lorello, portiere della Liventina, sta cercando di riscaldarsi perché la temperatura è scesa un pochino e sta cercando di riscaldarsi facendo degli esercizi da solo davanti alla propria porta. Barriera a 3 per Della Colletta, con la punizione che si appresta a battere la compagine ospite, mette dentro il pallone, la deviazione di testa è di un giocatore di casa, e mi pare di Ianco, che allunga fuori, e c'è il calcio d'angolo numero 4 per la compagine
ospite che si prepara ad un altro cambio mentre Tesolat va alla battuta di questo calcio d'angolo. Poi ci sarà il cambio, immagino, perché Bodo ha detto lo facciamo dopo il calcio d'angolo, dopo la battuta del calcio d'angolo, se la palla naturalmente uscirà. Vediamo questa palla con Mognon che va di testa a sgomberare la propria area mentre rimane a terra basso in mezzo all'area, colpito da qualcuno e da qualcosa. Allora c'è il cambio chiamato dal dirigente della Liventina, che ha comunicato al Guardialine il cambio, Guardialine che ha bandierina per richiamare l'arbitro, che adesso si accorge, e Guardialine che corre, almeno si scalda anche lui, corre verso il dirigente della Liventina per effettuare il cambio. Allora entra il numero 18 ed esce dopo, poi ve lo sappiamo dire, perché il numero non è stato esposto e quindi non abbiamo visto poi uscire dalla parte opposta il giocatore. Quindi entra il numero 18 al minuto 21 del secondo tempo e tra poco vi completeremo appunto il quadro, ricordandovi chi è uscito della Liventina. Viene in avanti ancora la formazione di casa che prova a spingere. C'era il fuorigioco, sì, c'era il fuorigioco di Sakayeva che è partito dietro. L'arbitro chiaramente aspetta che il Guardialine, giustamente, poi che raccolga palla e che segnali, e poi ha segnalato il tutto, e quindi c'è un altro uomo a terra. Questa volta è un uomo dell'Eclisse, è Sakayeva che è rimasto a terra per la compagine di casa, mentre vediamo con Borsa del Ghiaccio qui Granzotto sotto la nostra postazione, sotto la tribuna. Il numero 6 Granzotto Nicolas con la Borsa del Ghiaccio sulla spalla sinistra. Vediamo se sarà necessario l'arrivo dell'ambulanza, perché mi pare che prima fosse stata chiamata. Vediamo se sarà necessario questo, oppure se il giocatore poi, trasportato dai suoi parenti o dalla società, andrà in ospedale. Purtroppo speriamo che non sia frattura, ma sia soltanto una botta, una gran botta, e si possa rivedere Granzotto al più presto sul campo di gioco. Intanto la partita è ripresa, abbiamo perso anche il giocatore che è uscito, non lo abbiamo visto, e allora dovremo vedere un attimo i numeri. 5-3-2 Dalla parte opposta c'è Dordit che viene in avanti ancora. Dordit 1 contro 1, mette dentro questo pallone che termina fuori, viene deviato in calcio d'angolo. C'è il quinto calcio d'angolo per la compagine di casa. Forse è uscito il 2. Vediamo se manca la spinta sulla fascia, se è uscito Finn, che tra l'altro era anche ammonito. Calcio d'angolo, secondo palo, esce della colletta in tranquillità, poi non riesce a trovare il rinvio, il pressing si fa sentire da parte dei giocatori ospiti, allora si riparte bassi per cercare di non perdere il pallone. In avanti ancora, buttata su Sakayeva questo pallone. No, il 2 c'è, quindi potrebbe essere Pasian, il numero 3 forse, ad aver lasciato il campo. Andiamo un po' per tentativi, perché tra l'altro non è stato comunicato. Di solito si alzano le tabelle per far vedere. Non è stato comunicato, e noi stavamo guardando effettivamente l'infortunio che era capitato dalla parte opposta. Tomasi, pallone che va fuori. Sakayeva, adesso la partita è caduta un po', adesso si fa sentire la stanchezza. Le due squadre hanno dato molto nel primo tempo e adesso stanno pagando decisamente un pochino la condizione. No, c'è anche Pasian, quindi
E allora vediamo se dovesse essere uscito Salamon, il numero 4. No, Salamon c'è, 4. Beh, li abbiamo chiamati tutti, quindi pronto il rinvio da fondo campo del portiere. Palla che termina in fallo laterale. Adesso la partita non è bella, sta languendo un po', lenta, un po' di stanchezza, squadre che si sono allungate un pochino, qualche fallo di troppo, palloni buttati via, difficoltà, raddoppio. Adesso prova a spingere ancora Janko che cerca di farla passare per Sakayeva, non riuscito il passaggio, il tentativo, e allora ancora la formazione che butta via, la Liventina butta via il pallone, può riprenderla dalla parte opposta, spinge basso, mette pallone dentro, prova ancora il tentativo di tacco in mezza rovesciata Janko, ma nulla da fare. Palla che termina abbondantemente sul fondo e potrà rigiocare, potrà ripartire la compagine di Motta di Livenza, potrà ripartire e farsi rivedere per cercare naturalmente di cambiare il gioco, di cambiare il risultato, come vorrebbe fare naturalmente anche la formazione di casa. Colpo di testa di Dordit, di Berardi, anzi, che allunga il pallone, si va ancora a spingere dalla parte opposta, un po' di confusione, palla che va lì ancora per Janko che fa viaggiare Dalla Vedova che è rimontato molto bene da Dordit, che prende palla, bene Dordit ancora con il pallone tra i piedi mentre si prepara un altro cambio per quanto riguarda la Liventina, e questa volta speriamo di vedere, di capire di chi è il cambio. È buona questa giocata, ma arriva in tempo Lorello che la lascia andare, angolo. L'ha toccata il portiere, allora c'è il sesto angolo per la compagine di casa, 6-5 gli angoli con Pasian c'è, se non erro forse potrebbe essere, ormai li abbiamo provati, ma credeteci c'è un po' di difficoltà a vedere i numeri che si sono sporcati dal fango e sul colore arancione, che non spiccano decisamente. Viene fuori della colletta molto bene, pallone che viene conquistato dal portiere di casa. Adesso c'è squadre allungate, vi dicevo in precedenza, e allora si tenta di giocare su queste ripartenze 4-7, ci sono un po' tutti, secondo me manca Tesolat, manca il 7 no, Granzotto è uscito perché è infortunato, manca il numero 8, forse Serafin. Vediamo se l'abbiamo beccato questa volta, perché fallo sulla metà campo. Adesso ci può essere la sostituzione, dobbiamo stare attenti perché la Liventina non usa il cartello e quindi non fa, ecco, finalmente. Allora 20 per l'11, allora esce il numero 11 Dordit, che ha dato veramente tanto in questa partita, ha dato veramente tanto al 28esimo minuto del secondo tempo, ed entra il numero 20 Tagliapietra. Fuori Dordit, dentro Tagliapietra. Vediamo se Serafin, il numero 8, potrebbe essere quello che ha lasciato il campo in precedenza. C'è scappato, vi chiediamo scusa. Dalla Vedova, indietro per Floris su Dalla Vedova ancora, con il pallone che viene fatto filtrare dalla Vedova, che entra in area, non c'è assolutamente niente, ha ragione l'arbitro, era troppo facile.
pallone che viene in avanti ancora, viene controllato, è un momento brutto di questa gara, c'era il fuorigioco in effetti di due uomini, Janko e Dalla Vedova, nulla di fatto, l'arbitro vede tutto con l'ausilio del guardialine. Può ripartire il rinvio di Lorello, lungo per cercare di trovare i suoi avanti, non ci riesce, pallone che poi viene gettato fuori in malo modo anche dalla formazione di casa. È decisamente un momento particolare della partita, non bello come abbiamo sottolineato in precedenza. Sì, secondo me è l'8 che è uscito, è Serafin che è uscito al 21esimo del secondo tempo ed è entrato il numero 18? Dovrebbe essere Serafin, il numero 8, a meno che non ci siano grosse sorprese, non ci sbagliamo ancora una volta, ma mi pare proprio che sia lui. Viene in avanti ancora sulla metà campo, adesso le squadre, vi dicevo, badano forse più a non scoprirsi, perché hanno capito che un punto rimane fuori Lorello dalla propria area. È pronta la sostituzione anche per la formazione di Stefano Della Bella, che è pronto ad inserire forze nuove in campo. Lunga questo pallone che mette a terra con qualche difficoltà, poi lo gira Cotali per tutto sulla fascia sinistra del campo, ancora Cotali che taglia il campo per il numero 4 Salamon, il pallone sbagliato, blocca tutto, ancora Salamon che viene a riprenderselo, si gira bene, attenzione con questa palla, Tesolat che la dava in mezzo, può ripartire, può portarla fuori, Demin però la sbaglia. Vedete come ci sono tantissimi errori adesso, la stanchezza si è fatta sentire, partita che è stata velocissima e incessante, incalzante nel primo tempo. C'è un calcio d'angolo ed è il sesto per la compagine ospite. Pieve vorrebbe effettuare il cambio, però né guardialine né arbitro hanno dato l'ok, allora si batterà prima il calcio d'angolo e vediamo che cosa nasce da questa battuta. Non si muove nessuno, si muove soltanto il colpo di testa di Janko che mette fuori per la sua squadra. Palla ripresa ancora dalla Liventina. Nulla di fatto e adesso sì, vuole il cambio il dirigente dell'Eclisse Careni Pievigina, che chiama il guardialine e che ha la bandierina in alto per farsi vedere dall'arbitro. Allora è pronto ad entrare il numero 16 Riva e dovrebbe uscire, vediamo. Non si muove nessuno, sì. Esce De Faveri? Sì, esce De Faveri, in effetti 32esimo minuto di gioco del secondo tempo, prima sostituzione con De Faveri, esce De Faveri ed entra Riva, il numero 16. Sakayeva cerca di liberarsi del suo diretto avversario, Sakayeva che va verso il centro, poi trova l'appoggio dietro, tutto con il taglio non visto, allora deve andare sul fondo ancora con Tomasi che non è riuscito a mettere dentro questo pallone, ancora Sakayeva si muove in mezzo, poi De Zotti che non riesce a far filtrare il pallone, blocca tutto e allora in avanti ci pensa Floris ma è troppo lungo, palla gettata via. Un altro urlo si sente in mezzo al campo, cade a terra un giocatore di casa, ma anche in questo caso c'è l'involontarietà del fallo stesso da parte del giocatore della Liventina. Pallone che viaggiava da una parte, il giocatore che è caduto a terra era Demin, che insomma non se ne fa. Demin che poi ha scambiato qualche parola con l'arbitro, in piedi tutto a posto, e poi 5 con Berardi.
Lorello è pronto al rinvio di un secondo tempo, in questo secondo tempo che ci sta un pochino deludendo. 34 minuti di gioco, 11 al 90esimo ed eventuale recupero poi che ci sarà per vedere come finirà questa gara ancora tra due formazioni che hanno provato, almeno nel primo tempo, hanno provato a giocarsela alla pari. Sakayeva, pallone che rimbalza sulla schiena del difensore del cambio. Al 35esimo si rivede Diomandé. Esce il 10, esce De Zotti ed entra Diomandé. 35esimo del secondo tempo, fuori De Zotti, dentro al numero 15 che è Diomandé Messeb Mustafa, che non si vedeva da tempo immemore. Il Covid in questo caso ha fatto bene al giocatore, perché gli ha permesso di recuperare a pieno e quindi di poter ritornare disponibile nella rosa della compagine di casa. E allora vedremo che cosa nascerà con questa entrata in campo da parte del giocatore Diomandé. Eccolo, tocca il suo primo pallone, lo manovra a centrocampo, il piattone che viene anticipato dal numero 18 della formazione ospite, tiene palla Dordit, anzi sì, è Berardi che cerca di andarsene in mezzo a una selva di uomini, pretende un po' troppo, poi attenzione, perde palla Floris, il giocatore del... E qui c'è il fallo, qui c'è il fallo di Mognon. Ha ragione Mognon ad arrabbiarsi, ammonito intanto Mognon, gli è andata anche bene, ma ha ragione di arrabbiarsi Mognon, soprattutto con Floris che ha tenuto palla, l'ha persa lì in una zona dove assolutamente non si può perdere e concede una punizione all'altezza dell'area di rigore. Siamo all'altezza dei 25 metri ed è una mattonella pericolosa, ed è una mattonella che fa paura alla compagine di casa. Vediamo che cosa nasce, intanto vediamo quanti uomini della Colletta vuole in barriera. Momento particolare, 5 uomini in barriera per Della Colletta, che sistema attentamente i suoi. 2 uomini della Liventina sono davanti in mezzo al campo per nascondere la palla, per nascondere il momento in cui batterà, e allora si batte questa punizione. Attenzione, palla che sorvola la traversa. È andata bene la battuta del numero 18, mi pare Cotali, è andata bene alla formazione di casa, perché era una brutta zona. Fortunatamente per l'Eclisse il Cotali ha sparato alto ed è andata bene la compagine della Bella. Capitan Mognon si è arrabbiato tantissimo per questo fallo concesso e per questa punizione che ha concesso appunto agli avversari. Attenzione, viene in avanti ancora la formazione ospite, il tiro molto bello, molto bello del numero 20, se non erro, nel numero 20, che è Tagliapietra, che è andato veramente a fare la barba al palo. 38esimo del secondo tempo, Tagliapietra fa tutto da solo, anche il tiro che termina a lato, termina fuori, non l'ha toccato nessuno. È andata bene ancora una volta la formazione di casa, che deve stare attenta, molto attenta. Dalla Vedova che cede palla a Ianco, che la scaraventa in avanti il più lontano possibile in questo caso, poi Floris che va d'anticipo questa volta e ci riesce, mette a terra, arriva Floris ancora davanti, buttata lì dove non arriva Sakayeva, un po' buttata alla cieca questo pallone. Sakayeva marcato dal suo diretto avversario, Sakayeva che cerca di girarsi, palla dietro, non riesce a filtrare per Dalla Vedova, nulla di fatto, palla che viene presa ancora da Berardi che se ne va, subisce il fallo di Demin. Attenzione, ammonito Demin, però deve stare attento anche Berardi, perché
ha fatto questo gesto di stizza, di ribellione, che lui è tra l'altro già ammonito, quindi gli è andata anche a lui piuttosto bene perché un altro arbitro forse avrebbe ammonito entrambi. Pronto a gettare in avanti Salamon questo pallone, palla che viene intercettata ma in malo modo dalla formazione di casa, che ha qualche difficoltà a prendersi il pallone, poi la chiama e fa sua la sfera il portiere della Colletta, poi Janko, bella questa palla su Sakayeva che cerca di andarsene, contrasto 1 contro 1, poi subisce il fallo ed è punizione per la formazione di casa, che prova a scaraventarsi in avanti, prova a ribaltare, prova a mettersi lì a provare di trovare un risultato utile che potrebbe sorridere, insomma, alla fine giornata. Della Bella sta chiamando i suoi, la palla va ma è troppo lunga, bruttissima questo pallone che rimane ancora dentro, Mognon la raccoglie, la tiene poi ancora dentro per Riva che si gira improvvisamente, palla che termina abbondantemente sopra la traversa. C'è un altro cambio intanto, se l'arbitro lo vedrà, c'è un altro cambio per la Liventina, sì. L'arbitro blocca il gioco, allora entra il 17 ed esce il numero 7, allora fuori Tesolat e dentro il numero 17, allora fuori Tesolat, dicevamo che non ha giocato male al 40° del secondo tempo, ha dato tutto anche Tesolat, allora fuori Tesolat e dentro il numero 17 Pacagnan, Davide Pacagnan, altro 2003 della pattuglia della formazione di Motta di Livenza. Lorello lungo il suo rinvio, ancora per la testa cercata di Berardi, non trovata, poi dalla Vedova che prova a ripartire, Diomandé in mezzo al campo, è lui che deve fare il gioco, ce lo ricordavamo così, potrebbe essere un giocatore aggiunto questo Diomandé, se ha recuperato in toto per quanto riguarda la formazione di Pieve. Dietro buono il colpo di testa, Sakayeva che prova l'1-2 con Janko, la palla non passa e allora può ripartire la formazione ospite che viene in avanti, tutto sulla fascia sinistra del campo, attenzione a questo anticipo netto, è andato a vuoto, mette palla, è andato a vuoto Mognon, incredibile, proprio lui. Palla che fortunatamente viene sprecata dalla Liventina e allora può ripartire ancora una volta, cerca di ripartire ma blocca tutto. Con un fallo di mano il giocatore della Liventina, Bodo si arrabbia in panchina, però occasionissima ancora una volta sulla fascia sinistra del campo, che ha visto ancora la formazione della Liventina spingere fino in fondo quasi per provare a recare qualche guaio, qualche danno alla compagine di casa. E allora sì, con Della Colletta che scaraventa in avanti questo pallone. È pronto anche il dirigente della Pievigina, del Careni, al 42° minuto di gioco, 43 in questo istante più o meno, insomma, a comunicare quanti minuti di recupero ci saranno nel secondo tempo, con i cambi e con le interruzioni che ci sono state. Diomandé che lotta come un leone sulla fascia destra del campo, guadagna una rimessa in gioco a suo favore, allora sarà ancora Diomandé al 43° minuto di gioco a prendere il pallone tra i piedi, se ne va molto bene Diomandé, adesso deve metterla dentro, palla ancora una volta sbagliata, ancora una volta lunga, troppo lunga, deve correre per riprenderla fuori dalla parte opposta. Sakayeva, 1-2 Sakayeva, però non trova lo scambio con Riva, che però viene toccato, e allora c'è il 7° calcio d'angolo dalla bandierina per la compagine di casa, 7° calcio d'angolo, tutti dentro, è il momento di provarci ancora di più, è il momento di gettare il cuore dietro le retrovie, in questo caso della formazione ospite, sul primo palo, ma c'è appostato un giocatore della Liventina, lo raccoglie Riva, uno stop bruttissimo, non riesce a fermare il pallone, poi per sua fortuna qualcuno la tocca e allora può andare in avanti ancora una volta la formazione di casa, cerca di manovrare, pallone che termina fuori. Vediamo che cosa dice l'arbitro dice che c'è rimessa in gioco per la compagine di casa, Dalla Vedova che la mette ancora per Tomasi che la scaraventa dalla parte opposta, si gira bene, attenzione Sakayeva, il tiro
di Sakayeva, che ha tenuto palla fino all'ultimo molto bene. Sakayeva, il tiro però alto sopra la traversa, peccato, una delle occasioni. Intanto esce il numero 10 Matías Alvarez per il numero 16 al 43esimo minuto di gioco del secondo tempo, e c'è questa azione di Sakayeva che poteva veramente cambiare la partita. Aveva lavorato molto bene con il corpo, aveva tenuto lì bassa il pallone, ha cercato di girarsi. Vediamo quanti minuti ci sono da recuperare. Ci sono 5 minuti da recuperare per finire questa partita. Si giocherà fino al 95esimo qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove la situazione è ferma sullo 0-0, 45 adesso, quindi ci gireranno ancora 300 secondi per giocarci questa partita fino al 95esimo. Palla troppo in avanti, non ce la fa più. E così. Gettata via questa palla. Dalla Vedova la recupera. Dalla Vedova Diomandé, ma per finire contro l'arbitro. Poi indietro tutto per Mognon, che deve andare indietro, guardare in avanti e rigettare davanti la palla, cercando nella deviazione di testa di Janko. Sakayeva palleggia, Sakayeva, ed è Dalla Vedova che si mangia un'occasione ancora, però Sakayeva, sempre lui, ha fatto molto bene il passaggio per Dalla Vedova, che ha provato, ha riprovato, però nulla da fare, palla che non va, occasioni nitide, occasioni per potersi portare in vantaggio le ha avuto proprio al finire di partita la formazione di casa. Attenzione, adesso prova l'attacco, gli ospiti provano l'attacco con il pallone che viene messo fuori. Viene messo fuori il pallone e lo potrà giocare Finn con le mani. Con il tocco di mano, il palleggio non riuscito sullo scambio. Può giocare ancora la formazione di casa. Ha fatto il fallo Salamon, palla che termina lì. Ancora Tomasi, l'arbitro vuole che vada più indietro il pallone, e allora Demin che lascia per Della Colletta. È pronto a buttarla in avanti questo pallone che sta per andare al 47esimo minuto di gioco. La spizza molto bene Janko, però non c'è Dalla Vedova, e allora blocca tutto ancora, ma il pallone rimane lì. C'è molta stanchezza. Viene in avanti Riva, ancora uno stop che lascia a desiderare, e poi c'è il fallo di Riva che blocca sul nascere il tentativo di ripartenza. No, l'arbitro gira tutto, e allora dice che il fallo è del giocatore in maglia arancione, ovvero della Liventina. Alcune decisioni che ci hanno lasciato un po' così, però insomma non ha arbitrato male questo arbitro, quindi può battere Tomasi. 48esimo minuto di gioco, 2 al termine qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Palla che sarà gettata in avanti, palla che deve essere buttata nella mischia. Cerca di andarla a colpire Mognon, si arriva il tiro di Dalla Vedova al volo, il tiro al volo, nulla da fare, peccato anche in questa occasione. Riva ci mette del suo, Riva viene in avanti, Janko in mezzo a due, l'arbitro dice che si può giocare. Blocca tutto, quanta confusione, deve fare attenzione però, che attenzione soprattutto agli appoggi. Viene in avanti Dordit, anzi viene fermato Berardi, poi il numero 20 che ha effettuato il tiro di prima, ovvero Tagliapietra, va a guadagnarsi un calcio d'angolo, è il 7° calcio d'angolo, sono 7-7 per la situazione di parità anche per quanto riguarda gli angoli. 49esimo minuto di gioco.
49esimo, meno di un minuto al termine di questa gara sullo 0-0, il pallone che sibila in area, vola, nessuno lo tocca e allora pronto il rinvio, Sakayeva che va. Fanno un po' di confusione i difensori della Liventina, palla che è a favore della compagine di casa, Sakayeva che attende l'arrivo del suo compagno Basso per Tomasi che la scaraventa in avanti, però non c'è la precisione. Janko si fionda, l'arbitro dice che può bastare, arriva il triplice fischio con 2 secondi di anticipo se vogliamo essere precisi, e allora termina qui al D'Agostin di Pieve di Soligo la gara tra Eclisse Careni Pivigina e Liventina, termina 0-0, un punto che fa bene in questo caso più all'Eclisse Careni Pievigina rispetto alla Liventina che sale a 25 punti, Eclisse che va a 11, se continua a perdere il Città di Caorle raggiunge il Città di Caorle, quindi può insomma incominciare a dare un'occhiata un pochino più con qualche favore alla classifica. È tutto dal D'Agostin di Pieve di Soligo, linea definitivamente la regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.